Nessun presidio di sicurezza, nessun intervento sulla voragine che già si era formata, nessuna autorizzazione per un'attività che era di fatto abusiva. Sono queste le sconcertanti conclusioni contenute nella perizia sulla solfatara di Pozzuoli, nella quale ha trovato la morte un anno e mezzo fa una famiglia di Meulo. Massimiliano Carrer, la moglie Tiziana Zaramella e il loro figlio Lorenzo sono morti il 12 settembre del 2017, cadendo in una buca nella solfatara, e si era salvato solamente il figlio più piccolo. Lorenzo, di appena 11 anni, era scivolato nella voragine, che aveva inghiottito subito dopo anche il papà, ingegnere informatico, e la mamma, addetta ai controlli nell'aeroporto Marco Polo. Della tragedia si parlerà lunedì mattina nell'aula del Tribunale di Napoli. In ballo ci sono il procedimento penale aperto per i fatti di Pozzuoli e le gravi lacune della solfatara sul versante della sicurezza, tanto per i visitatori quanto per i lavoratori, che sono emerse nella fase d'inchiesta. Lacune che hanno comportato l'iscrizione nel registro degli indagati dei vertici della società che gestisce l'area. La perizia sottolinea come non fossero presenti presidi di sicurezza nella solfatara e nei pressi della voragine in particolare. Inoltre il sito sarebbe stato sprovvisto dell'autorizzazione comunale da quasi 10 anni.